Shakira Galli, 20 anni appena compiuti martedì 18 giugno, è morta il giorno seguente il suo compleanno, mercoledì 19 giugno, in seguito allo schianto con un tir, mentre a bordo della Panda, condotta dal marito di 22 anni, stava rientrando nella loro casa di Mestre. La tragedia intorno alle 22:30 lungo la 4, all'altezza di Arino di Dolo, direzione Venezia, quando il tir, fermo lungo l'area di parcheggio, si è immesso lungo la prima corsia senza accorgersi che la Panda stava sopraggiungendo lungo la stessa direzione. Terribile l'impatto con il mezzo pesante che ha preso in pieno l'auto accartocciandola come una scatoletta e proprio dal lato passeggero, come si vede dalle immagini, non lasciando alcuno scampo alla ragazza che è morta sul colpo in seguito alla terribile collisione. Per Shakira, nata a Venezia, originaria della Repubblica Dominicana, inutile infatti ogni tentativo di soccorso, prima con i tempestivi aiuti prestati da un vigile del fuoco di Udine, di passaggio che ha tentato di rianimarla con le operazioni di rianimazione cardiopolmonare, poi con l'arrivo dei soccorsi dei sanitari del SUEM, con il medico che purtroppo non ha potuto far altro che dichiararne la morte. Ferito in modo lieve il marito della ventenne, subito ricoverato all'ospedale di Dole, già dimesso nella mattinata odierna. Illeso l'autista del mezzo pesante. Sul posto con i vigili del fuoco arrivati da Mira e Padova, che hanno messo in sicurezza i mezzi e che i soccorsi del SUEM, il personale ausiliario della CAV e la Polstrada di Venezia, incaricata delle indagini, che ha posto sotto sequestro i cellulari dei due ragazzi con quello dell'autista del tir, con accertamenti anche sul camionista e il marito di Shakira, per verificare le condizioni di salute di entrambi, ovvero se stessero guidando sotto l'effetto di alcol o droga.